Ben ritrovati cari amici, dove ci troviamo oggi? Beh, sembra proprio all'interno di un'antica grotta ed è così, quasi, che è la situazione. Infatti ci troviamo nella mostra dedicata agli antichi abitanti delle grotte in Friuli, qui ospitata al Castello di Udine, al Museo del Castello. E con l'assessore Cigolò siamo pronti allora a svelarvi che cosa accadeva in queste grotte del Friuli. Non siamo soli però. No, abbiamo un altro ospite speciale. Un altro ospite speciale, questo gigantesco orso delle grotte. Sì, perché nel mezzanino del castello, da circa un paio di mesi, da maggio, insomma da quando abbiamo potuto riaprire, si può visitare questa originalissima mostra dedicata appunto agli antichi abitatori delle grotte in Friuli. In che periodo siamo? Circa 3.000 anni prima di Cristo, quindi sono 5.000 anni, ecco, che ci separano da queste vicende. E le grotte venivano utilizzate come luogo di riparo anche per gli animali, luogo di sepoltura, come diciamo deposito per alcuni tipi di alimenti, ecco. Quindi venivano utilizzate non in maniera sistematica ma saltuariamente. Ecco, le grotte delle quali noi ci siamo occupati in questa mostra sono quelle dell'area orientale del Friuli, soprattutto dell'area delle valli del Natisone, Biacis, che è un riparo importantissimo, molto studiato, del III millennio a.C., come ho già detto, ma anche altre limitrofe e molto importanti per ricostruire la storia dei primi abitatori del Friuli. Questa mostra è stata organizzata dalla sezione di archeologia dei Civici Musei della dottoressa Paola Visentini e dai suoi collaboratori, in collaborazione col Museo Friulano di Storia Naturale, perché le due vicende si intersecano. E qui i nostri visitatori cosa potranno vedere? Ecco, vedranno... non solo le grotte, delle quali insomma avete anche ricreato in un certo senso l'atmosfera, esatto, gli animali che vivevano a quei tempi, ma anche alcuni utensili, esatto, le tracce della vita in queste grotte, quindi gli strumenti da lavoro, gli strumenti che servivano per cacciare e gli scheletri degli armadi che lì, perché venivano utilizzati anche come stalle, quindi avremo anche qui in mostra, le state vedendo, queste immagini degli scheletri degli animali che l'uomo cacciava e poi conservava appunto in queste grotte. Ma non solo, questa è una mostra molto interessante, oltre che essere particolarmente interattiva e quindi facilmente accessibile a tutti, ecco, e anche un piccolo percorso della storia della speleologia in Friuli, perché il Friuli, tra le tante sue eccellenze, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento può annoverare dei grandi scienziati, dei grandi geologi e studiosi del mondo naturale, e quindi da Achille Tellini a De Gasperi, Marinelli, fino al Desio, al Vito Desio che tutti conosciamo. Ecco, c'è una piccola storia della speleologia, una branca dell'alpinismo, diciamo così, si è costituita alla fine del 1800 come Circolo Idrologico e Speleologico Friulano, quindi emanazione della Società Alpina Friulana, e poi questa storia si è tramandata, e penso che uno dei prossimi passi che come amministrazione siamo intenzionati a fare è quello di ricostruire anche nella nuova sede del Museo Friulano di Storia Naturale un percorso che dia conto degli straordinari contributi che i geologi e gli scienziati friulani diedero dalla fine dell'Ottocento appunto fino a Desio alla scienza e alla conoscenza del territorio, non solo friulani, ma pensando a Feruli addirittura andiamo in Patagonia, quindi andiamo nel Sud America, persone straordinarie sotto tutti gli aspetti, affascinanti, perché c'è una parte scientifica però c'è anche una parte legata alla vita di queste persone che è davvero più di un romanzo, come dire. Avventurosa e non soltanto. Sì, veramente interessante. Ecco, però qui poi ci sono anche tanti particolari, perché ci sono delle cose che magari possono sembrare abbastanza singolari. Adesso vi voglio raccontare una piccola storiella, che è una storia, voglio dire, legata però alle ricerche che sono state fatte in queste grotte.
Allora in pratica i maiali si pensava fossero stati allevati per primi dagli uomini che abitavano nella zona del Medio Oriente, quindi la Mesopotamia, i popoli di quell'area che abbiamo studiato e che ci ricordiamo dai nostri sussidiari e dei libri delle scuole medie e superiori. In realtà, ben prima di quegli abitatori lì, noi qui abbiamo tracce dell'allevamento dei maiali. Ah, quindi insomma erano precedenti. Qui erano precedenti, esattamente. Abbiamo tracce dell'uomo che abitava appunto in Friuli, anche in queste grotte, che teneva l'animale, il maiale, che era ovviamente di dimensioni, con caratteristiche leggermente diverse da quelle che oggi noi ci immaginiamo, ma poi vedete anche ne abbiamo uno in esposizione, ecco, che ci consentono di dire che qui questa grande tradizione per l'allevamento del maiale, e quindi sapete già che cosa dove vado a parare, alla produzione del prosciutto, ha origini antiche, quantomeno 3000 anni prima di Cristo. Quindi abbiamo dei segni che ci dicono che i friulani, perché possiamo dire della gente che abitava in questo territorio, quindi del Friuli, avevano già questa attenzione nei confronti del maiale e quindi producevano e allevavano il maiale per produrre appunto la carne, e quindi qualche antenato del prosciutto ce l'abbiamo già nel nostro DNA più antico. Beh, bella e affascinante questa storia che potrete verificare con i vostri occhi venendo a vedere questa mostra dedicata agli antichi abitanti delle grotte in Friuli. L'allestimento è molto suggestivo e indicato per tutti, da grandi a piccini, proprio per conoscere anche questa parte molto antica della nostra regione. Questa, ma anche altre, le mostre che potete visitare qui al Museo del Castello. Noi vi abbiamo anche raccontato un paio di queste proprio per conoscere tutte le sfumature della storia della nostra regione. Anche andate a dare un'occhiata ai video delle interviste precedenti con l'assessore, perché vi abbiamo raccontato anche i dettagli delle altre 2 mostre da visitare. Fino a quando ovviamente fino alla fine del mese di maggio la teniamo aperta molto a lungo, perché la nostra speranza è che le scuole possano riaprire con tutti gli studenti in presenza e possano riprendere anche le visite esterne alla scuola e le gite a scopo didattico. Questa credo che sia una mostra molto molto interessante per i bimbi delle elementari, ma anche quelli più grandi di loro, per conoscere appunto come vivevano le condizioni di vita del terzo millennio, di 3.000-4.000 anni fa, dei primi abitatori appunto del nostro Friuli. Aggiungo e concludo con un bellissimo catalogo, un catalogo molto ben curato, ricco di fotografie, di piantine e di note, che completa, integra e sviluppa i contenuti della mostra. Benissimo, Assessore, noi la ringraziamo e allora adesso ci avventuriamo tra gli antichi abitanti delle grotte appunto del Friuli qui ospitate. Andiamo!